a un bellissimo testo scritto da Sara Alzetta che si intitola La guerra di Fanny e Anita. È una storia molto particolare che ci precipita negli anni della Prima Guerra Mondiale. Sono due donne, due ragazze, hanno abbandonato da poco l'adolescenza. Sono due storie parallele. La prima, Fanny, Francisca, è una ragazza di una famiglia borghese, di una famiglia abituata a uno stile di vita, a un mondo sognato e sognante. Anita è una popolana e le vicende, le storie di queste due ragazze, il dramma che coinvolge l'una e l'altra e le loro rispettive famiglie negli anni della Prima Guerra Mondiale sono così la grande cornice entro la quale queste storie individuali andranno qui rappresentate. Questo spettacolo è accompagnato anche dalla musica suonata con l'organetto da Tania Arcieri e la voce recitante sarà quella dell'autrice, cioè di Sara Alzetta, che è una bravissima attrice triestina. Possiamo dire ancora poche cose dello spettacolo per non togliervi né l'attenzione né la curiosità. Questo spettacolo che oggi inaugura questo ciclo di appuntamenti rientra anche nelle iniziative dedicate alle scuole per ricordare il 70° anniversario della liberazione. E anche se noi parliamo della Prima Guerra Mondiale, questo ha un senso, perché quelle giovani, quelle adolescenti, quelle quasi donne del 15-18, del 14-18, saranno poi le donne mature, le madri di altre giovani che saranno coinvolte nella Seconda Guerra Mondiale e quindi generazionalmente quelle donne della Prima Guerra Mondiale sono inevitabilmente legate alle donne della Seconda Guerra Mondiale. È un aspetto molto importante. E questo ha una valenza, un significato ulteriore ancora più profondo per tutto ciò che significò qui, da noi, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Non soltanto cambi di regime, ma cesure profonde, violente nella società. Possiamo dire ferite o lacerazioni, piaghe, che soltanto a distanza di tantissimi anni incominciano piano a chiudersi. E il teatro può avere un compito terapeutico, di aiuto, a ragionare, a ripercorrere in forma riflessiva, non necessariamente leggera, riflessiva, quelle pagine di storia che potrebbero invece essere magari spiegate o illustrate in modo estremamente noioso dallo storico, e inevitabilmente lo storico annoia, e allora talvolta il teatro può offrire qualche elemento in più di grande suggestione. I nostri appuntamenti del Comune poi continueranno in questa sala nelle prossime settimane e voglio ricordare ai ragazzi presenti e agli insegnanti che sono presenti, ci saranno poi altri 2 appuntamenti teatrali, il 28 aprile con La morte esalta la vita, una lettura scenica su Mario Mauvaz, una figura poco nota del panorama della resistenza dell'antifascismo triestino, e si concluderanno sempre come esperienze teatrali il testo del 30 aprile, Io vi porterò con me Laura e tutti gli altri. E anche questa è la storia vera di un'altra donna, di Laura Petracco, delle sue amiche e dei suoi amici. 2 testi, questi ultimi, che sono nati, come il primo testo che noi assisteremo, da fonti inedite, cioè da materiali che sono stati smossi dagli archivi privati e quindi offrono spunti eccezionali sotto il punto di vista dell'originalità. Bene, io a questo punto mi ritiro in buon ordine e lascio lo spazio a Sara Alzetta e Tania Arcieri.
Ja, natürlich. Sono stati il diploma imperiale di Portofranco elargito da Carlo VI e la concessione dei passaporti franchi, donata da Maria Teresa, ad attirare a Trieste gente che arrivava da tutti i luoghi, e con ogni mezzo, a piedi, rotolando sulle ruote polverose di carri e carrozze, e sospinti dal vento del mare, poveracci, avventurieri, bancarottieri in fuga, avanzi di galera, futuri suicidi, per forza. Fortune colossali si creavano nel giro di un anno e si potevano perdere in una notte. A mio papà piaceva declamare questo racconto per me e la mamma. E a me sembrava quasi di sentirlo, quel rotolare di carri e la corsa dei carretti, il precipitarsi delle carrozze, i levantini, aroma di caffè alla turca, macinato fino fino nei macinini alti e stretti di ottone, e gli uomini che portavano il fez, questi li avevo visti anch'io per strada, con il pugnale infilato in vita, ma le donne, ma come si vestivano le donne? Non si vedevano mai le donne. Alla Baiadera? Con il velo come le avevo viste nei quadri? Ma forse in casa. Io a casa portavo ancora il grembiule sopra il vestito. Presto, però, così mi aveva promesso la mamma, avrei avuto un tailleur che era venuto di moda da poco da Parigi. Gilet, giacca e gonna. Sì, anche se non era un abbigliamento che metteva in risalto il vitino di Vespa, come quello di Sissi o di Carlotta, che era impazzita Carlotta. Era impazzita dopo che il marito, l'arciduca Massimiliano, era stato fucilato in Messico. Era impazzita di dolore e d'amore. L'amore era bello e misterioso. Anche se mio papà diceva che l'amore sono sempiezzi de fioi, è roba da donnette senza giudizio. E a me sembrava che questi eccessi, l'amore, mio papà, li collegasse in qualche modo all'ascesa vertiginosa di Trieste. Esagerazioni. Certo anch'io m'ero fatta l'idea che l'uomo giusto doveva essere di buona famiglia, benestante, che frequentasse la società e che sapesse ballare bene. Essere una bella coppia ai balli. Questa era la cosa a cui non avrei voluto rinunciare. E così, quando la mamma mi aveva annunciato che ero stata chiesta in moglie, Fanny è un ufficiale dell'esercito imperiale, è nobile, è alto, ha un bel portamento, una buona posizione, ma insomma devi ricordartene. Hai ballato con lui al tuo debutto. Sì, era molto diritto Oswald e passava per un bell'uomo e era un ottimo ballerino. Le nozze erano state fissate per l'inizio di settembre di quell'anno, 1914, quando Oswald fosse tornato dalle manovre. La mamma era più eccitata di me e aveva ottenuto da papà che per gli abiti del corredo e del viaggio di nozze andassimo dal sarto più bravo di Trieste. Sì, era la Mary che in casa cuciva, tagliava, stirava, che fino a quel momento aveva fatto tutti i miei vestiti. Tutti, meno l'abito da ballo di tulle raso rosa con il nastro bianco in vita e una cascata di roselline che avevo indossato al mio debutto, confezionato appunto da questo gran sarto, che serviva e consigliava tutte le signore che vestivano in sete e velluti e aveva giornali di modelli che si faceva arrivare da Parigi. L'atelier occupava un appartamento enorme con un salone pieno di specchi per le clienti e si sentiva dalle altre stanze il trillare continuo delle macchine da cucire.
Sì, le Singer. Le Singer era. Oddio, se dovessi dire Singer. Sì, era nuovo modello a pedali. Dopo 10 ore avevi i crampi alle gambe e quando uscivi ti sembrava di essere sorda e ubriaca, ma lo stesso ero assai contenta che mi avessero preso come lavorante. Io che sapevo i numeri, fare i conti, ma con le parole no. Con le parole mi imbrogliavo io. Però anche se stavo tutto il giorno sulla macchina da cucire, no? Con tutte le signore, le signorine che passavano in atelier, ma si imparava a conoscerle, queste dame. E quella giovine, no? Che già l'avevo vista io, piccolina vicino alla mamma, che era, no grossa, ma come dire, imponente. Ecco, vede, con le parole non mi vengono facili a me, non mi hanno insegnato a me a dire sceto quello che penso, che se sapessi parlare saprei raccontare io in poche parole quello che ho visto, perché ne ho viste tante io, tante, e me le ricordo. Prima roba, avevo, mi dico, 8-9 anni, quando mia mamma, sì perché era stata mia mamma, non mio padre, mi aveva portato allo sciopero dei fuochisti dell'Oid, sì, quello del 1902, quando sono rimasti in terra, uccisi, 14 dei nostri che erano in piazza. Durante i disordini, hanno scritto i dirigenti socialisti, no? Ma questo io l'ho saputo dopo, cioè l'ho letto, perché io ho imparato a leggere. Durante i disordini si videro madri portare i loro bambini dinanzi alle bocche dei fucili, fanciulle, spose, affrontare i soldati dicendo loro: uccideteci se avete il coraggio, siamo qui perché non abbiamo nulla da perdere. Sì, se devo dirmi come che era le robe. Disperazione era, e miseria, disperazione, sempre. Mia mamma, no? Si era sposata che non aveva neanche 18 anni. Lei, mio papà, io, mia sorella più piccola, tutti nel quartierin con la nonna. Camera, cucina, un camerin. Mio papà navigava e per guadagnare quel poco di più si era imbarcato sulle rotte transatlantiche. Sai poco, me lo ricordo. Se ci penso non so neanche che faccia aveva. Perché un giorno non è tornato e non si è saputo più niente di lui. Mia mamma, immaginarsi, disperata, povera, faceva di tutto. Portava la malta nei cantieri, lavava, che io e mia nonna andavamo di notte a prenderle il posto al lavatoio. E quando noi bambini avevamo fame e non c'era niente da mangiare, ci raccontava le fiabe e cantava. Mia mamma. E quando si è messa a letto, pochi giorni estate siamo rimaste sole, noi piccole e la nonna. E niente piangere, Sì, solo mia nonna. Un giorno mentre arrostiva i pettorai, sapevi i pettorai, quei peri picci duri che poi lei andava a vendere nella caldieretta di rame. Insomma, lei arrostiva i pettorai e un giorno si è bruciata, perché bisognava infilarci nel mezzo lo stecco finché erano bollenti, e gli sono venute le lacrime per la scottatura, diceva. Ma io sapevo che era per sua figlia morta. E allora è stato il mio turno di andare per le case, aiutare se una donna non stava bene o partoriva. E siccome a scuola ormai neanche parlarne, finivo che passavo il tempo in strada e mi tiravo dietro mia sorella piccola a girare con le clappe e se vedevamo un gendarme, noi cantavamo daghela pappa al vecchio, daghela col cucciar, e poi via noi correre, e il gendarme drio, perché il vecchio
E invece gli era l'imperatore, no? Cioè, se sta una volta che ci siamo buttate in mare dalle rive e in acqua continuiamo a cantargliela al generale là, daghe la papa al vecchio, daghela col cucciaro. E insomma, alla fine per fortuna il sarto mi aveva preso per fare gli orli e poi ero passata alle macchine da cucire e allora tanto male non andava. Anche se la mamma mi mancava sempre, tanto. E invidiavo quella giovine che veniva tutti i giorni con la sua mamma a farsi il corredo. Tutto sul tonno de rosa, adatto alla sua carnagione di bionda. Ma mamma, l'hai detto tu che ho da figurare! In fondo lui è nobile! Ma Fanny, partite il 10 settembre, Parigi non è poi così fredda, non da manicotto e mantellina di pelliccia. Anche se la lontra bordata di castorino biondo è davvero una scelta assai raffinata, Fanny. Lo vedi, mamma? Vedremo, bambina, vedremo. Sai, non dobbiamo neanche sembrare gente che vuol strafare. E poi li avevamo comprati. Papà e mamma volevano farmi contenta a tutti i costi e c'era quell'atmosfera di festa in casa, come prima di Natale, quando ero piccola. E come quando ero piccola, la sera mi veniva la malinconia, perché quando ero sola mi tornava la paura del primo giorno, sì, quel primo giorno di fidanzamento che io non ero riuscita a dirla, la mia paura, tanto erano tutti contenti della proposta di matrimonio. Intanto Oswald era alle manovre, ma il tempo passava sempre più veloce, alle nozze mancavano poco più di 2 mesi e la sera io non dormivo e sentivo tutti i rumori della casa. Anche quella notte che ci furono passi affrettati e un gran parlare e porte accostate in furia. L'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Asburgo, e la moglie, Sofia Hotek, erano stati assassinati a Sarajevo, 28 giugno 1914. Le salme, arrivate a Trieste a bordo della Viribus Unitis, erano state sbarcate in Piazza Grande e al corteo funebre, scortato dai soldati e dalle guardie a cavallo, avevamo assistito dalle nostre finestre che davano sul corso e su cui avevamo esposto i drappi neri. Altri giorni erano trascorsi in grande agitazione, finché erano comparse dappertutto quei manifesti gialli in cui l'imperatore si rivolgeva ai miei popoli. E poi c'erano state le bande, i fiori, le marce, la gente che faceva ala e batteva le mani ai soldati richiamati. Scrivimi, scrivimi, si sentiva gridare, lo dissi anch'io. Oswald, a cavallo, impettito, ma molto mutato nell'espressione del volto, aveva risposto tutti i giorni. Nel tripudio di quelle giornate il matrimonio era stato rimandato. Ero tornata alla vita di prima. La sera delle prime partenze ero tornata a casa di corsa con Remitur che era a figurarsi e subito avevo preso paura. Non avevo trovato né mia nonna né mia sorella Ida, uscita a cercarle.
Le avevo viste in un angolo, schiacciate contro il muro, la candieretta dei petorai, che a turno portavano appesa al collo con una cinghia, per terra. E c'era un gruppo di soldati che facevano baccano, occupavano tutta la strada. E mia nonna, che era pronta di parola, tutti lo conoscevano, se ne stava lì, ammutolita, con le sue scarpe sfondate, i suoi miseri stracci. Ma come se non avessero diritto di esistere. Lei con sua nipote e quella povera mercanzia, quel mestiere pacifico. Le portai via veloce, malamente. Mi pareva che avessero messo in piazza la nostra vita, ma misera e piena di castigo, come non era. No, non era. Perché ogni settimana portavo a casa la paga e facevo anche turni extra. Ma adesso, dopo tutto quello che è successo, se ci penso quella sera, mi pare che mia nonna l'aveva capita la guerra prima di me. Perché subito il lavoro era calato, ai cantieri, nelle industrie e poi ovvio al porto, perché c'era il blocco navale contro l'Austria, no? Il mio Gustele, sì, non ho mai nominato il mio Gustele, ma era il mio uomo, faceva il facchino in porto. Mi raccontava che prima il capoganga prendeva la metà degli uomini che si offrivano sventolando i libretti del lavoro. Adesso neanche la metà della metà della metà. E anche per lui, il mio gusto, che lo prendevano sempre, ovvio, perché era forte, era sgobone. Erano più le giornate che perdeva che quelle che lavorava. E intanto le chiamate alle armi continuavano. E come diceva il piccolo, era tutto un abbraccio, tutto un addio. E ciò che roba, amiche mie, che si erano sposate in furia per avere il sussidio di guerra dal marito. Ah, no. Il mio Gustele e io, no. Non ci siamo neanche salutati. Sparito. Forse è scappato oltre confine per scappare la guerra, ma mai più visto, insomma. E naturalmente anche in sartoria il lavoro scarseggiava e il padrone, per non licenziarci, ci teneva a mezza paga, a mezza giornata. Ma pan, farina, fagioli costavano sempre più, fino a che era la pile del 15, c'è sta l'assalto ai forni. Si hanno parlato di rivolta, che i capi eravamo noi le donne, ma per forza qualcosa in tavola dovevamo pur metterlo, perché era proprio come diceva mia nonna, Maria Vergine che guerra, agli uomini che spara, alle donne le fa morire di fame. La gente correva a vederli la sera, i lampi dei bombardamenti lontani. Era come avere un palco in prima fila a Trieste, a Gorizia e anche a Salcano, dove avevamo la casa di villeggiature dove io e la mamma ci eravamo trasferite fin dall'inizio. Era perché i fittavoli ci portavano polli e latte e ortaggi. E poi papà, ja, natürlich, era assolutamente convinto che il conflitto sarebbe stato di breve durata. E invece dopo 10 mesi era entrata in guerra anche l'Italia. Guardare la guerra di sera era il mio unico diversivo. La mamma non sarebbe stata contenta che andassi a qualche intrattenimento, anche se erano da mesi che di Oswald non avevamo notizie. L'agosto del 16 fu molto caldo e la notte delle stelle cadenti. Gli italiani avevano preso Gorizia da 2 giorni. Rimasi a lungo alla finestra, oppressa, non so se per la sorte di Oswald o per la mia.
Ma i soldati occupanti avevano portato in città un brio nuovo. Mamma, è tanto che non mi vesto da società. Potrei mettere l'abito di mussola, il ventaglio, i guanti? Infine al ballo, seduta accanto alla mamma, alzai lo sguardo. Un uomo di carnagione scura, occhi profondi, sorriso scintillante mi stava invitando. E quando l'orchestrina riattaccava, tornava, si inchinava ancora, mi pareva felice. E dopo tutti quei valzer così leggeri, elettrizzanti, come non ne avevo mai ballati, anch'io mi sentivo il cuore gonfio di gioia. Per una ragazza, un contegno dignitoso e prudente non è mai abbastanza, aveva commentato la mamma al ritorno in carrozza. 2 settimane dopo, al ballo, ero seduta vicino alla mamma. Quel tenente venne a invitarmi subito. Rifiutai, guardando con ostentazione la lunare su cui portavo l'anello di fidanzamento di Oswald. Ma quando un'altra cominciò a civettare con lui, che era un uomo che attraeva le donne, le figlie, le madri, le zie, mi innervosì, poi mi confusi per essermi irritata e il ventaglio mi sfuggì di mano. Lui lo raccolse. Gli occhi fissi della mamma mi bruciavano addosso, ma ancor più forte era l'urgenza di sentire la sua voce, il suo braccio intorno alla vita, quel senso di emozione e di felicità che non avevo mai conosciuto. All'uscita, bora e pioggia. Un vecchio manifesto strappato agitava i suoi brandelli bagnati. Era il manifesto giallo con l'appello ai miei popoli. L'avevo dimenticato. In principio non si sentiva altro che pochi mesi e sarà tutto finito, Natale tutti a casa. Ma presto gli era passata la voglia di parlare, di pronosticare, a questi signori so tutto. La guerra andava avanti, giorni, mesi, anni passavano, quali uno all'altro. Così era arrivato anche il Natale del 16, terzo anno, terzo Natale di guerra. Per gli uomini che venivano dal fronte era la licenza lunga, no? Tutto il tempo per raccontare gli orrori della vita di trincea. Tanti morti per pochi metri di terra e tanta fame, tante malattie. E così noi gli palesavamo come c'erano anche di quei che con la guerra si erano arricchiti. Sì, non dico i ricconi, che quei sai sempre come far soldi, no? Ma dico gente così, gente che si conosceva. Uno, per dire, aveva cominciato ad andare a pescare la sera, pesce, figurarsi, non se ne vedeva. Lui lo vendeva 12 corone al chilo e pagamento in contanti, no credito, e poca concorrenza. Come veniva il tramonto via lui che usciva con qualsiasi tempo. E poi comprava oro al monte, lo rivendeva. Un giorno te incontro la moglie. Aveva un anello per dito, ma anche 2, dico. E la disi che, sì, se non era per la guerra, ma mai si sarebbero messi così bene a posto. E invece noi altri, file
File interminabili per un poco di farina di polenta che te la davano a San Giusto e la fila arrivava fin sotto al piazzale e poi via a correre là del gasometro, altre ore di coda per un sacco scarso di carbone che mia sorella Ida si metteva in testa ed era lunga fino a casa. Ma sì, c'erano donne che sostituivano gli uomini in molti lavori, ma a Trieste non era successo, come che Goletto dopo, quando ho imparato a leggere, che in altri paesi il sesso debole era impegnato nello sforzo bellico. In Inghilterra, no? Certe donne, fabbricavano munizioni nelle industrie e per questo erano diventate gialle e le chiamavano canarine e tante sono morte invelenate. Ma a Trieste, no, siccome che era troppo vicino al fronte, i cantieri, le fabbriche, la Stock, per dirne una, tutto spostato a Linz, a Budapest, a Vienna. Figurarsi se impiantavano qua fabbriche di armi. Sì, era anche a Trieste con gli uomini al fronte donne che li sostituivano in molti mestieri. Campanare, tranviere, impiegate, telegrafiste, scovazzine, postine, che era di quei che diceva donne scovazzine, poi cos'altro le sa fare? Ma Dio ne liberi una donna postina, prima roba petecole come che le selle te leggi la posta. Ma io non sapevo leggere. E questi lavori che l'autorità diceva sono una conquista per le donne, non erano per me. Per me lavar, netar, per le case, nei locali, arrangiarsi, insomma, quello che noi donne abbiamo sempre fatto. Mia nonna e Ida andavano a piedi col sacco a Opicina a ingrumare ortiche per mettere in minestra, magari con una patata rubata nei campi. E intanto la propaganda ci insegnava il modo come cucinare le bucce di piselli per renderle appetitose. Ma dove era sti bisi? Insomma, sempre l'angelo del focolare, no? Che in tedesco si dice Küche, Kirche, Kinder. Cucina, chiesa, bambini. Questo si aspettava da noi altre. Che quando una donna arrivava a casa la sera, dopo che il lavatoio aveva tirato su più reumatismi che soldi, si inventasse i mangiari appetitosi. E come no? Perché noi eravamo il fronte interno. Ma che tenessimo duro no era lo stesso, tanto la guerra non andava né avanti né indietro. E intanto la propaganda insemenirne che ogni nostro cedimento è una pugnalata alle spalle per i soldati che combattono, come se non combattevamo anche noi abbastanza. Insomma, dei mestieri pesanti, freddo, battagliare per quel poco de pan che si trovava, quel pan de guerra, che era come segatura era. La sgorbissa era quella che stava vis-à-vis nel nostro pianerottolo. Mi non so neanche quanti che era, i picci sgorbissi, tutti pieni di croste. Con tutta sta miseria, è meglio andare dove che va tutti, bene o male. E poi cosa faccio mica con tutti sti fioi? Ecco, così la me diceva la sgorbissa. Che la voleva dire che tutti quei che non aveva proprio niente andavano nei campi delle baracche di legno in Stiria. Sì, partivano per i Barackenlager, così si chiamava. Là dove la polizia aveva fatto internare redentisti, repubblicani, garibaldini, politici, insomma. Bon, la sgorbissa un giorno è partita con tutti i fioi. E la nonna e mia sorella Ida, non so, mi dico che le sei era parlate, non so, gli sono andate dietro, dopo poco. Mai prima ci eravamo separate.
Devo salutarvi. Non so quando vi rivedrò. Diamo il cambio ai reparti in prima linea. Parto domani. Così mi diceva Mario. Stavamo lasciando il ballo. La mamma mi stava appoggiando la mantellina sulle spalle. La scostai, udì la mia voce dire: rimango, non posso lasciarvi. Era passato un anno da quella sera, un anno in cui io e Mario ci incontravamo in un giardino, di nascosto, almeno così credevo. I passi di Mario sulla ghiaia sapevo riconoscerli ancora prima di udirli, perché il cuore cominciava a battermi per la felicità, il desiderio, e mi accorgevo che ero diventata attenta alle cose di cui prima nemmeno mi rendevo conto. Il volo degli uccelli, che se era basso annunciava pioggia nelle trincee fangose, e le foglie che via via cambiavano colore, la quiete del giardino. Quel silenzio aveva il potere di calmarmi, ma non quella sera. Il 28 ottobre 1917, venerdì. Non sapevo se Mario sarebbe venuto. Le incognite della guerra a volte glielo impedivano. Non sapevo se era vivo. Amore mio, le parole che bruciavo dalla voglia di dire. E poi, Dio mio, poco tempo prima la mamma aveva allontanato una servetta che era con noi da quando aveva 14 anni. E questa guerra che ha corrotto i giovani. Chissà che ne era stato di lei, che ne sarebbe stato di me. Incinta. Era l'imbrunire. Il timore di essere abbandonata si impadroniva di me. Non ero più la piccola Fanny protetta dai genitori, custodita lontano dal mondo, preservata da affanni, disgrazie, colpe. Ma mentre mi rendevo conto che non rimpiangevo quella vita, mi riscossi di colpo. Era buio ormai e pioveva a dirotto, e al fragore della pioggia si aggiungeva un rimbombo continuo, indistinto. Raggiunsi la strada, intasata da un fiume di gente, di donne, di vecchi che arrancavano nel fango, appesantiti da sacchi, da bambini aggrappati al petto, alla schiena. Una ressa piena di urla e richiami. I più fortunati erano riusciti a scappare coi carri su cui erano massati materassi, coperte, masserizie, e sopra donne e bambini, un flusso che si interrompeva spesso per lasciar passare i soldati in ritirata. Le donne, issate sui carri coi fazzoletti neri in testa, piangevano in silenzio. Poveri fioi, chissà cosa che gli va incontro. Era la rotta di Caporetto. Procedevamo in direzione del tagliamento. Ogni tanto aerei austriaci ronzavano sopra le nostre teste. Passavano i giorni e la gente non aveva più neanche la forza di gridare, neanche i bambini piangevano più. La sera ci fermavamo, ci buttavamo a terra. E a un certo punto, da un carro che procedeva lentamente davanti a me, vidi delle donne che mi facevano cenno di raggiungerle, che c'era posto. Io cercai di correre, ma militari a piedi, a cavallo, biciclette, carrette, calessi, mi sembrò che tutto girasse in tondo, come in una giostra turbinante, e mi impedisse di procedere. Dio, che freddo! Io ero bora gelata nel 17 e siccome che le gonne si portavano corte, le donne battevano i denti con le gambe scoperte, anche se avevano le calze di seta, quelle che potevano comprarle,
le calze fine di seta e andare in strada in pelliccia. Poi che era quelle che si stringevano i capotti, ma era poco da stringere che la bora te entra dentro dappertutto, no? Tremavano di freddo anche quelle in fila davanti ai negozi di magnative. Mi non ero né come quelle né come quelle altre, ma non che non battessi brocche nei miei vecchi vestiti che erano come vellatini erano. Non avevo neanche il cappotto io, scialletti e sempre cotole lunghe. Una volta le padrone ti regalavano i vestiti che non gli andavano più, ma questa padrona nuova che avevo, perché avevo trovato un posto fisso e mangiavo in cucina con la cuoca, per questo non facevo file io. Questa padrona era Caia, quello che non metteva più, se lo teneva. Non si sa mai, con una piccola aggiustata tutto può venire buono in un altro momento, vero Anita? Perché assai ci teneva a comparire e assai ci teneva a cambiare toilette, lei che ogni giorno aveva i comitati, le beneficenze, le mense dei poveri, le raccolte di fondo, era tutto un correr. Lei a puntare coccarde, assistere i soldati feriti e io a rinfrescare, smacchiare, stirare, ciò che sarebbe stanca buon, no? Punto primo, ma non era un lavoro pesante. E punto secondo, all'inizio mi ero quasi scommossa ascoltare questa madrina de guerra piena di buon cuore, che ne era bisogno di buon cuore in quel quarto anno di guerra. Perché anche se l'Austria stava vincendo con l'Italia, solo carestia era, e sempre più. Mia nonna e Ida mi scrivevano, mi mandavano lettere che qualcun altro scriveva, che a Wagner, nel campo delle baracche di legno dove erano andate, da mangiare poco. Un quarto di pagnotta al giorno, ma capita anche che restiamo senza pane come questo Natale per 4 giorni e allora ci danno le patate crude che noi dovremmo cucinare, ma con cosa? E lo stesso per quella misera porzione di baccalà che ci tocca una volta alla settimana, crudo. Per il resto, caffè nero di mattina e zuppa pranzo e cena. A volte di fagioli, a volte di semi, con tocchetti di patate e bucce. E difatti la mia signora mi diceva: Anita, aiutami, ho le gambe che non me le sento. Oggi una raccolta di fondi dietro l'altra per i rifugiati, i feriti di guerra, ma poi le corsie, i soldati, le piaghe. Fortuna per te che non hai niente da fare con queste faccende orribili, Gio, appeso morto sulla poltrona, che sembrava lei la malata. Mi faceva venire in mente quella storiella che girava, no? Una signora si avvicina al letto di un ferito, gli offre sigarette e dolci, ma il soldato rifiuta. Permettete almeno che vi rinfreschi il viso con acqua e aceto. Il soldato ringrazia, rifiuta ancora, ma è tutto inutile. La signora gli lava il viso e il ferito commenta: sa, io rifiutavo perché lei è la 16ª signora che mi rinfresca il viso con acqua e aceto. E allora io, ad ogni buon conto, i pochi soldi che prendevo, quasi tutti li mandavo al campo di Wagner, a quelle mie poverette, no? Ma poi la nonna mi ha scritto, quale donne per uscire facevano i buchi nella rete del campo e siccome che si erano cucite delle tasche dentro le cotole, andavano dai contadini e compravano farina, fagioli, formaggio, li nascondevano in queste tasche, li portavano nelle baracche e Ida andava con loro. Ma adesso che i contadini non vogliono più corone, che i soldi valgono ogni giorno meno, ma vogliono oro, Ida esce sola la sera. Ma se i gendarmi la prendono, la mettono in prigione. Cioè, immaginarsi che mia sorella la vedevo sempre piccola, non mi davo pace. Sì,
Ah, mi diceva la mia padrona, ai primi tempi ci si commuoveva anche pensando al destino di queste povere disgraziate. Ma dopo che ne hai viste tante che lo fanno per bisogno, per la famiglia, ma anche perché sentono il bisogno degli uomini, ti fa passare la voglia di essere misericordiose. E siccome la padrona, lei, non ne poteva più, io sono partita per Wagner. Il viaggio è stato in un vagone bestiame pieno, ma non mi pesava. Arrivata al campo, la nonna, con un'occhiata, subito l'ho riconosciuta, anche se era più curva e sembrava più piccola, così imbacuccata. Aveva fatto un passo per abbracciarmi senza guardarmi in faccia, ma aveva abbassato gli occhi avviliti, mortificati. Quando mi sono risvegliata, una donna, china su di me, mi sorrideva con occhi benevoli. Era la caposala di un ospedale da campo. Mi diceva con voce rassicurante che avevo perso il bambino che aspettavo, ma ero giovane, ne avrei certamente avuti altri. Un paravento mi nascondeva la vista, ma intuivo dai lamenti e dalle urla sorde che il camerone era affollato. Vicino a me la voce di un ragazzo invocava in tedesco la mamma. Appena mi ero rimessa avevo cominciato a fare da interprete per i soldati ricoverati che parlavano tedesco, provenivano dall'esercito asburgico. In breve ero stata arruolata come aiuto crocerossina, con il grado di sottotenente. Tutte le crocerossine erano ufficiali. In un mondo maschile il grado ci proteggeva, ci attribuiva autorità. Solo il tempo per imparare qualche nozione di medicina, di pronto soccorso, ma quello a cui più teneva la caposala era che sorridessimo sempre e che guardassimo negli occhi i pazienti per non fare intuire la pena per le loro condizioni, quasi sempre gravissime. Durante la battaglia del Piave, per 10 giorni, dal 15 al 25 giugno 1918, io credo che nessuna di noi poté dormire. Nei rari momenti di pausa, seduta vicino a una finestra, guardavo la lunga fila di autoambulanze che avanzava lentamente verso di noi, mentre nella direzione opposta reggimenti di fanti, di artiglieri con i cannoni, cavalieri coperti di polvere andavano al fronte. Poche le notizie che avevo. I miei stavano bene, ma Oswald era prigioniero in Russia. Ripensavo a loro come da una grande lontananza. Era un mondo di ieri, in cui la mamma, che mi voleva bene per il mio bene, mi voleva sposa a 18 anni di un uomo che aveva il doppio della metà e che conoscevo appena. E anch'io, pur temendo quel matrimonio, ero attratta
dai vantaggi che ne sarebbero derivati. Un mondo di ieri che stava andando in cenere e bruciava con sé tante vite. Ora c'erano solo quei ragazzi in barella che chiedevano aiuti a dolori e paure inguaribili, nelle corsie meste sì piene, talvolta sì piene, da credere che tutto il patire che al mondo patire si può fosse andato a finire là dentro, come recitava la poesia che i soldati della Terza Armata avevano dedicato a noi crocerossine. A Wagner, che era una donna grossa, la chiamavano la matta, era un Tarteifel, comandava, sapeva tutto. Lei mi ha detto dove potevo trovare mia sorella, e per fortuna, perché come Ida non la conosceva nessuno. Adesso si faceva chiamare Olga. Come sono entrata nel locale, subito l'ho vista. Aveva quel muso allegro e furbo di quando era piccola e con i capelli corti neri e era la più bella. Già, adesso si usa così, è la moda francese, come con le gonne. E io le mie gambe per fortuna posso mostrarle. Cara mia, qua c'è da patire la fame, io e la nonna e lavoro non ce n'è. Cosa dovrei fare? La serva? Che è quello che ho fatto da quando avevo 12 anni? Come me, come le donne, quasi tutte, avevo detto io. Non mi interessa di quasi tutte le donne. Perché? Tocca sempre a noi due di passarcelo peggio degli altri. E poi cosa ti credi, Anita? Che sono la sola a fare questa vita? Figurarsi, è che non mi nascondo io, non mi vergogno. Sei venuta per giudicarmi, Anita? Potevi risparmiarti la strada. Gli uomini marciscono nelle trincee aspettando di essere ammazzate e tu ti preoccupi di quel che faccio io. Cos'è? Ti preoccupano le malattie, Anita? Come se in campo a Wagner non ce ne sono abbastanza di malattie, epidemie e tifo e i bambini e i vecchi muoiono e di quelle malattie che non si può guarire, Freddo, fame, pidocchi, prepotenze, la vergogna di dormire per terra sullo stesso paillon in 4 o 5 estranei, la nonna povera non si può abituare, di questo non si parla mai. Sì, tu saresti più contenta se andassi nei casini dell'esercito, Anita, quelli che si spostano per tutto il fronte. Prostituta di guerra! E dire di sì a tutti coi pidocchi che puzzano perché sei obbligata. No, cara, no! Io sono autonoma, posso scegliere. Ma ci sono di quegli ufficialetti eleganti che mi fanno anche i regali, roba fina, che si può scambiare perché i contadini adesso accettano solo roba fina e mi portano cognac, cioccolata. Sono giovane io, voglio vivere. È questa guerra che ha cambiato tutta, Anita. E prima ti adatti, meglio è. L'espressione dura del viso di mia sorella si era mitigata e finalmente ci eravamo abbracciate. Era così bella la mia Ida, coi capelli corti, la testina tonda, sembrava un ragazzo e quel modo franco di parlare. Mai a casa nostra s'erano sentiti discorsi così e io mi vergognavo che ero andata dietro ai discorsi dei ben pensanti, quelli che non si scandalizzavano che plotoni di donne erano mandate al fronte per tenere alto il morale dei militari, ma non vedevano l'ora di condannare le altre. E però sul treno le parole della mamma, guai a te se non ti sta attenta tua sorella, improvvisamente mi avevano fatto battere il cuore. No, dovevo far su 2 soldi e far tornare a Trieste Ida e mia nonna. L'idea di essere ancora assieme mi riempiva il cuore di gioia e mentre mi spingevo per guardare fuori dallo spioncino del vagone bestiame,
ma fin l'odore fresco della neve. Mi sembrava nuovo, mi faceva sentire bene. Mario, tremando, io ogni giorno cercavo Mario tra i miei feriti. Non avevo sue notizie. L'attesa era la condizione comune alla grande maggioranza delle donne, perché fidanzati, mariti, fratelli, figli erano al fronte. Attesa di una lettera, di un ritorno, della fine della guerra. Noi ci ripetevamo l'un l'altra un impegno che era augurio e speranza. Se il mio caro fosse colpito, che qualcuno si prenda cura di lui con la dedizione che riservo io ai miei feriti. Una sera c'era festa in reparto per i ragazzi guariti che ci lasciavano per tornare al fronte. Fu intonata una canzone che Mario mi aveva insegnato. O soldato innamorato. Lo rividi, il mio Mario. Si inchinava per invitarmi a ballare, mi aspettava sorridente, seduto sulla panchina dei nostri incontri, mi prendeva fra le braccia trafelata, i bottoni della divisa che mi premevano sul petto. Mi sentì che tutte le luci della festa sfavillassero di passione e scoppiai a piangere. La caposala mi attrasse a sé. Dall'inizio della guerra, da più di 3 anni, suo figlio era disperso. Ma anche se la morte nelle corsie era una presenza quotidiana, lei aveva continuato a sperare di vederla. Una volta, Fanny, sai, a furia di pensarlo, ho consumato l'immagine del suo viso, del suo sorriso, non li ricordo più. Aspettare una lettera, un ritorno, la fine della guerra, un corpo su cui piangere, anche se 1/3 dei caduti non venne mai identificato. Aveva 20 anni, l'avevano chiamata Ida, che era il nome della nonna, la mamma di sua mamma, ma poi lei si faceva chiamare Olga. Il papà aveva abbandonato la famiglia che era molto piccola, la mamma era morta dopo poco e era cresciuto con la nonna e con la sorella un poco più grande che le volevano tanto bene e anche lei era attaccata alla nonna, alla sorella, alla vita, fino alla fine, la fine brutta che le è toccata. Lei la sera andava nei locali e incontrava uomini e li seguiva. Tutto era cominciato in qualche giorno di fame e freddo nel campo delle baracche di legno e poi era andata avanti, perché le bettole erano più calde dei cameroni pieni di spifferi di Wagner. In queste taverne a volte c'è il piano e qualcuno che suonava e cantava. La conosci Lili Marlene, che è della prima guerra?
Ida è morta, l'hanno ammazzata. Mi aveva fatto scrivere la nonna. Stupri e nascite di bambini legittimi e violenze e botte fino a ammazzarle le donne, ma erano fatti assai comuni che i giornali non scrivevano per non far disfattismo in quel periodo di guerra. Anche nel sonno io inseguivo gli ultimi momenti di vita di mia sorella e mi immaginavo di esserci nel buio di quella notte e chiamarla e vederla che si voltava verso di me. Cioè, scampa via Ida, sta attenta Ida, che si mescolava alle maledizioni della mamma e della nonna. Cioè, la piccia, mi raccomando, sta attenta alla piccia. Ma quando andavamo a rubare assi di legno nei cantieri per far fuoco, o patate nei campi per mangiare, all'assalto dei forni al principio della guerra, ma Dio come che correva con le sue gambette, la mia Ida. Eravamo sempre riuscite a metterci in salvo, scappare, metterci in salvo. I soldati li andavano a cercare nelle cantine, nei fienili le donne che tentavano di nascondersi e le violentavano, lo si sapeva. Ma la notte io mi svegliavo con quel grido: sta attenta Ida, sta attenta Ida, scampa via Ida, scampa via Ida, scampa